Salve! Siamo davanti alla colonna Vigo. Come potete ben vedere, sulla colonna c'è il leone marciano. Ah, scusate, lo chiamano il gatto di Sciosa. Perché? Secondo quello che è la leggenda, diciamo ci sono più versioni, secondo la leggenda si dice che un gatto veneziano che era stanco dei soprusi subiti dai leoni marciani scappò da Venezia e si rifugiò qui a Chioggia. Vista questa colonna, salì sopra e i leoni marciani non poterono mai diciamo, raggiungerlo. A questo punto diciamo, si è pietrificato sulla colonna e i leoni marciani ancora lo stanno aspettando e si sono pietrificati sul parapetto del Ponte Vigo. L'altra versione della leggenda dice che i Chioggiotti, per non piegarsi al volere al potere veneziano, per prendersi gioco di loro, si fecero scolpire questo diciamo, leone marciano con le sembianze di un gatto. L'altra versione ancora dice che questo diciamo, fu commissionato dai Chioggiotti, un leone marciano, però diciamo, ad uno scultore dando diciamo, una somma molto irrisoria. E questo scultore dovette modificare più volte questo leone marciano fino a farlo così diventare quasi un gatto. Salve!